grande fine settimana del volley veneto è iniziato giovedì 4 giugno con le finali nazionali di Under 16 femminile, organizzate dal Comitato Provinciale di Venezia in collaborazione con i comuni di Jesolo, San Donà, Noventa e Fossalta. Il tutto è iniziato a Jesolo con la cerimonia di sorteggio. Jesolo in particolare continuerà ad ospitare lungo tutta l'estate grandi eventi all'insegna della pallavolo. Sì, questo è un progetto che nasce in collaborazione con la FIPAV, dove abbiamo il Jesolo, capitale veneta della pallavolo. Abbiamo una serie di manifestazioni che si svolgono nella nostra città, abbiamo avuto il trofeo delle province, abbiamo queste finali nazionali Under 16 che hanno portato tantissimi ragazzi nella nostra città e poi si coronerà tutto alla fine della stagione con le finali dei campionati mondiali juniores di pallavolo maschile. Jesolo si caratterizza sempre di più per grandissimi eventi sportivi e la pallavolo si inserisce benissimo in questo contesto. La cerimonia di sorteggio è stata il primo banco di prova di una manifestazione, le finali nazionali di Under 16 femminile dall'alta qualità organizzativa. Sì, abbiamo voluto fare un sorteggio che ci è stato comandato dalla FIPA centrale per questa manifestazione. Abbiamo voluto fare in maniera abbastanza professionale, abbiamo voluto fare con la videopresentazione, con già in automatico, consegnare già il calendario con tutti gli orari e le partite in tempo reale. Praticamente al termine del sorteggio già le società avevano il calendario delle prossime 2 giornate, perché sono le 2 giornate delle fasi di qualificazione. Ma andiamo a vedere cos'è successo in campo. La finale per lo scudetto ha visto sfidarsi Foppa Pedretti Bergamo ed Amatori Atletica Orago. Vittoria delle varesine di Orago per 3-1 e conquista dello scudetto Under 16. È indescrivibile, perché avere l'ansia prima della partita e poi arrivare in partita, perdere il primo set e rimontarlo così è indescrivibile. È molto importante sottolineare come la squadra di Orago abbia conquistato lo scudetto al Palasport Barbazza di San Donà con una formazione più giovane rispetto allo standard dell'Under 16 e che quindi riproporrà lo stesso roster il prossimo anno. Abbiamo lavorato tantissimo, è il giusto merito per le ragazze dopo tanti sacrifici, ma tanti, avendo un anno in meno e alcune 2 anni hanno conquistato il titolo d'Italia. Non so altro che dire, veramente brave. Per quanto riguarda la finale, per il terzo e quarto posto si sono sfidate Service Med San Donà e Anderlini Sassuolo e proprio San Donà ha vinto per 3-1, portando in Veneto la terza piazza nazionale. Avendo perso la semifinale noi ce la volevamo mettere tutta almeno a conquistarci il podio, perché dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto in palestra ogni giorno, i sacrifici, ce lo meritavamo proprio come squadra e tutto. Raggiante a fine match anche il tecnico Minotto, che conclude la stagione con la medaglia di bronzo nazionale. Abbiamo chiuso con una vittoria, per noi arrivare quarti voleva dire aver fatto niente, arrivare terzi è una medaglia di consolazione, comunque sempre una grande soddisfazione. Per le atlete di San Donà, nonostante la sconfitta in semifinale, la stagione è stata assolutamente positiva. Speravamo che andasse meglio, peccato per la semifinale, però è andata così e siamo felicissime perché abbiamo dato veramente tutto. Siamo sempre impegnate al massimo e dopo un duro anno di lavoro va bene così. Il Palazzo dello Sport di San Donà ha registrato il tutto esaurito per la finale nazionale. Un grande successo dunque su tutti i fronti. Dobbiamo ringraziare la GS Volley che ogni anno, negli ultimi anni, ha collocato, ha piazzato delle squadre nelle varie finali e noi siamo assolutamente fieri di ospitare questa finale. Ci auguriamo di ospitarne altre in futuro perché è un po' il nostro obiettivo, grandi eventi per San Donà. È bene ricordare che all'organizzazione della finale hanno contribuito 4 comuni, fra cui Fossalta di Piave. Abbiamo nel nostro piccolo paese delle strutture molto avanzate, molto belle e pur essendo una comunità abbastanza ristretta, nel nome dello sport, nei valori dello sport siamo tutti insieme e tutti orgogliosi del nostro paese e dei nostri giovani. Le squadre sono state ospitate a Jesolo, sede centrale della logistica, come ci conferma il sindaco Calzavara. Jesolo c'è stata, è stata la sede logistica oltre di tantissime partite anche dell'ospitalità vera e propria come è nella nostra tradizione e quindi il piacere di aver avuto ancora nella nostra città un grandissimo evento di volley come ormai da qualche anno succede grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo. Tra l'altro una stagione straordinaria che si concluderà con i campionati mondiali Under 18 nell'ultimo weekend di agosto, il 1° di settembre e quindi la testimonianza ancora una volta di questo forte legame tra Jesolo e lo sport, tra Jesolo e la pallavolo.
Ed il quarto comune che ha contribuito con il proprio impianto all'organizzazione delle finali è stato Noventa di Piave. Siamo orgogliosi di questo perché siamo 4 comuni che hanno, secondo me, sostenuto lo sport in queste 4 giornate in una maniera, penso, eccezionale. E infatti va un plauso non solo ai comuni che hanno sostenuto questo, ma a tutti quelli che hanno dedicato del loro tempo perché questo venisse eseguito in una maniera così, secondo me, eccezionale. Oltre a San Donà, alle finali nazionali ha preso parte un'altra formazione veneta, la Logitronic Vicenza, classificatasi quinta. Il bilancio nostro, che è quello che ci interessa di più, è positivo, in primo luogo perché le ragazze sono cresciute molto nel corso della manifestazione, sia dal punto di vista mentale, sia dal punto di vista tecnico e tattico. Quindi è un'esperienza che ci portiamo poi avanti anche per il prossimo anno, di cui faremo tesoro. La pallavolo in provincia di Venezia rappresenta un movimento in costante crescita, soprattutto dal punto di vista giovanile. È un movimento molto grande con un sacco di attività giovanile che è quella che poi al CONE preme di più, la promozione, e direi che la pallavolo sta lavorando benissimo. Le finali di Under 16 sono state il primo di una serie di grandi eventi a carattere nazionale ed internazionale che si terranno fino a fine estate in Veneto. Questa è un'altra delle manifestazioni che si è svolta nel Veneto, fa da preludio ai campionati Under 21 di beach che si svolgeranno a Jesolo e poi a questa fantastica finale mondiale di questi campionati del mondo Under 19 che sarà divisa tra Jesolo e Bassano. Anche qui oggi una grande organizzazione, tante ragazze, tanta bella pallavolo, tanto entusiasmo e credo per l'ennesima volta un segnale importante dei comitati provinciali e regionali veneti che hanno organizzato veramente una bellissima manifestazione. Ancora una volta il Veneto ha regalato dunque ai numerosissimi praticanti ed appassionati della pallavolo un evento di caratura nazionale. Le finali di Under 16 femminile sono state una manifestazione di altissimo livello. Una grandissima manifestazione, bella dal punto di vista tecnico e agonistico, un seguito di pubblico meraviglioso, una bellissima finale. Peccato per la squadra del San Donà che non è riuscita a piazzarsi nella finalissima, però aver perso contro la squadra campione d'Italia è sicuramente una grandissima soddisfazione per San Donà e per tutta l'organizzazione. Di nuovo grazie per la manifestazione a Jesolo e anche a San Donà di Piave, Fossate di Piave e Noventa di Piave che hanno collaborato con noi.